della giornata della memoria stamattina al ghetto di Venezia il presidente della comunità ebraica veneziana ha lanciato un monito contro i rigurgiti di razzismo e strumentalizzazioni della Shoah. E nel giorno della memoria a Venezia sono state posizionate 29 pietre d'inciampo davanti alle case dei deportati nei campi di sterminio, il ricordo dei discendenti delle vittime del nazismo. Il Lido è ancora sgomento e incredulo per la morte del cameriere di 31 anni Nicola Razzaro, trovato senza vita in un canale della laguna. L'autopsia nelle prossime ore. Cresce la preoccupazione tra le imprese del Mose. L'accordo per evitare il fallimento del consorzio Venezia Nuova non è ancora stato sottoscritto e i tempi per la fine dei lavori si allungano. Arriva all'Angelo il bunker del freddo, 9 metri quadrati costruiti su misura per la farmacia dell'ospedale Mestrino. Il 18enne veneziano Leonardo Donaggio volerà a Pechino per gareggiare nel freestyle. Lo sci acrobatico alle Olimpiadi invernali, è il più giovane componente del Team Italia. Spinea, insignita del titolo di città europea per lo sport 2023, si prepara ai grandi festeggiamenti di una stagione di sport e cultura e sabato apre la nuova piscina comunale. Ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano, l'avete sentito dai titoli, la giornata della memoria che è stata celebrata questa mattina al ghetto di Venezia. Il presidente della comunità ebraica ha lanciato un monito contro i rigurgiti di razzismo e le strumentalizzazioni della Shoah. Quando sento parlare di analogie improprie, e arriviamo al limite dei Novax e dei Green Pass, che è un caso limite, però non è l'unico. È chiaro che si sente spregevole il raffronto. Cioè, vuol dire che non abbiamo studiato e non sappiamo cos'è la Shoah, allora. Dario Calimani non è tra coloro che si perdono in discorsi di circostanza. Alla cerimonia per il giorno della memoria al ghetto di Venezia, il presidente della comunità ebraica veneziana è andato dritto al centro della questione. Io ho parlato giorni fa alla Fenice di vuoto di coscienza della civiltà occidentale. È il vuoto di coscienza anche delle nostre istituzioni. Quando non si vuole guardare in faccia la realtà e si lascia che il razzismo si sviluppi e si autoriproduca. Alla commemorazione delle vittime della Shoah in campo del Ghetto Novo, assieme ai membri della comunità ebraica, diversi esponenti della municipalità e del comune di Venezia ed una nutrita rappresentanza di consiglieri regionali con a capo la vicepresidente Elisa De Berti. Io per prima, di fronte alle sue parole, mi sono chiesta, io cosa faccio per dare un contributo affinché questo non possa più succedere, non solo nei confronti degli ebrei, nei confronti dei disabili, parliamo spesso di bullismo, nei confronti degli immigrati e tanti altri casi. Nel corso della giornata sono state anche posizionate altre 29 pietre d'inciampo a ricordare davanti alla porta della loro ultima casa i deportati nei campi di sterminio. Qui tutti hanno avuto diversi lutti di questo genere in famiglia, compreso il presidente della comunità ebraica. Il padre di mio padre, la madre di mia madre, una cugina di 21 anni portata via col marito e con il figlio partorito da pochi mesi. Il bambino che ovviamente era un grandissimo criminale ebreo, è stato ucciso a 2 mesi. A casa sua si parlava di questa tragedia o ci è voluto del tempo? Se ne parlava poco, si piangeva per lo più, mia madre piangeva. E a Roma per eleggere il capo dello Stato, il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ricorda il giorno della memoria e si rivolge anche alla comunità ebraica veneziana. Il ricordo contro la tentazione dell'oblio. Sentiamo il suo pensiero raccolto davanti a Palazzo Montecitorio. Purtroppo quest'anno non ho potuto partecipare alla commemorazione della giornata della memoria al ghetto, per me è un evento al quale non voglio mai mancare, anche perché è giusto dare un segnale e ricordare alla cittadinanza che nonostante si sia già alla 77esima giornata della memoria, stiamo parlando del 27 gennaio, stiamo parlando di quello che è stata poi l'apertura e la presa di Auschwitz e la fine, diciamo, di una tragedia che dal 1933 al 1945 ha tolto la vita almeno a 17 milioni di persone come olocausto, tra i quali 6 milioni di ebrei. Tutto questo non va dimenticato, non va negato, la grande preoccupazione sono le informazioni che girano in rete, spesso sui social media, nei siti internet, dove si nega
l'evidenza, dove addirittura c'è qualcuno che si avventura a dire che Auschwitz non è tutta un'invenzione, piuttosto che l'Olocausto non sia mai esistito, e quindi è fondamentale che si rinnovi questo ricordo, si parli molto ai giovani e soprattutto si faccia di tutto perché questo non accada mai più. E nel corso della giornata della memoria a Venezia, abbiamo visto prima le immagini, sono state posizionate 29 pietre d'inciampo davanti alle case dei deportati nei campi di sterminio. Dalla posa di una pietra d'inciampo in Germania nel 1992, oggi se ne sono aggiunte quasi altre 72.000 che dalla Spagna alla Russia uniscono l'Europa nel ricordo dei deportati nei campi di sterminio nazisti. Si trovano di fronte alle porte di quelle che furono le ultime abitazioni di chi fu poi assassinato durante la detenzione. Dopo Roma, Venezia è la seconda città in Italia per numero di pietre d'inciampo. L'ultima trentina è stata installata in queste ore. Ad assistere alla posa c'erano anche diversi discendenti delle vittime della Shoah, come Beatrice, che qui ricorda il nonno e 2 sue prozie. Oggi cosa prova? Profonda desolazione, cioè una cosa che ti lascia sempre sbigottita e penso che sia molto giusto avere questi momenti in cui queste cose comunque rimangono molto vivide nel presente. Insomma, ricordarli mi sembra la cosa più importante che si possa fare. Paolo è venuto per la bisnonna Regina. Di lei conserva una fotografia e il ricordo dei racconti ascoltati in casa. Mi è venuto in mente un documentario su 500-600 bosniaci dietro dei fili spinati che stavano per essere portati a Gorazze e che le cose non finiscono. Il percorso della memoria è partito da Campo Santa Maria del Giglio nel sestiere di San Marco ed è proseguito a Cannareggio e Dorsoduro, rinnovando una celebrazione che negli anni ha portato Venezia a contare 134 pietre nel suo centro storico e nelle sue isole. L'idea dell'inciampo non è solo un simbolo, non è un mero ricordo dei nostri concittadini che sono stati strappati alla vita e ai loro sogni. È un modo per fermarsi, un modo che ti fa pensare di non girarti dall'altra parte e che ti porta a una riflessione. Le pietre in qualche modo restituiscono un'identità, un nome, un volto, una voce di tutte quelle persone. È sicuramente emozionante. La cronaca, ora il Lido di Venezia è ancora incredulo e sgomento di fronte alla morte del cameriere di 31 anni Nicola Lazzaro, trovato senza vita in un canale della laguna. Nelle prossime ore verrà eseguita l'autopsia. Sarà l'autopsia che verrà eseguita molto probabilmente già nelle prossime ore dal medico legale su incarico del magistrato di turno a fornire gli elementi che potrebbero aiutare gli inquirenti a fare chiarezza sulla morte di Nicola Lazzaro, il cameriere originario di Milano, residente a Marghera che lavorava al Lido, recuperato senza vita mercoledì mattina dai vigili del fuoco in un canale interno del Lido di Venezia nella zona di San Nicolò, precisamente tra via Rovigno e via Cipro. Le indagini delle forze dell'ordine, coordinate dalla Polizia di Stato, proseguono a volte nel più stretto riservo, ma spaziando a 360 gradi. Non si esclude perciò nessuna ipotesi sulla tragedia. Lazzaro aveva lavorato da giugno fino al 31 dicembre scorso come barman al locale Dolce Vita in Gran Viale, facendosi apprezzare e stimare. Nicola, come testimoniano i tantissimi amici che hanno postato i loro messaggi su Facebook e sui social network, era una persona solare e un lavoratore molto professionale che nei suoi compiti sapeva fare con i clienti. In passato aveva lavorato anche per l'Hard Rock Caffè Venezia in Bacino Orseuro, una morte inspiegabile con molti punti che attendono ancora chiarezza. Vogliamo sapere cosa è successo a Nicola, la richiesta disperata degli amici, punti interrogativi che restano sospesi come macigni. Oggi è ancora il momento del silenzio, sgomento e dolore. Abbiamo lavorato insieme fianco a fianco per 6 mesi, è il ricordo di Matteo Vianello detto Babuca. Cresce la preoccupazione tra le imprese che hanno lavorato e tuttora sono coinvolte per la realizzazione e funzionamento delle dighe mobili del Mose. L'accordo, faticosamente partorito per evitare il fallimento del consorzio Venezia Nuova, non è ancora stato sottoscritto. I tempi per la fine dei lavori si allungano.
Un mese per non far saltare il banco. Il 28 febbraio è infatti il termine ultimo stabilito dal Tribunale per la definizione del concordato preventivo e quindi per evitare il fallimento del Consorzio Venezia Nuova, che avrebbe conseguenze drammatiche anche per il Mose. Le imprese che hanno lavorato alla realizzazione delle dighe mobili sono preoccupate, come spiega Davis Rizzo, titolare di Costruttiva e portavoce delle imprese. C'è una data ultima che non può essere travalicata, che è il 28 di febbraio, data in cui scadono i termini che il Tribunale ha concesso per la proroga richiesta dal Consorzio Venezia Nuova per la presentazione del piano concordatario. Per cui se entro quella data non dovesse essere depositato l'accordo tra il Consorzio Venezia Nuova stesso e i suoi creditori, imprese e provveditorato, ci troveremo di fronte a una situazione per certi versi drammatica. La spada di Damocle è il fallimento del Consorzio Venezia Nuova. Sarebbero compromesse sicuramente sia le casse delle imprese che vantano dei crediti importanti riconosciuti all'interno dell'accordo che abbiamo sottoscritto, e al tempo stesso verrebbe seriamente compromessa l'ultimazione dell'opera. Al momento a noi giungono rassicurazioni da tutte le parti che, come dire, questo accordo alla fine si raggiungerà con tutti. Ma la firma ancora non c'è e quindi? Passando i giorni, passando le settimane, mancano praticamente 4 settimane alla scadenza del 28 di febbraio e insomma un po' di preoccupazione da parte delle imprese c'è. Non abbiamo alternativa a quella di avere, come dire, fiducia. La sanità, ora il bunker del freddo, è appena sbarcato all'Angelo. Ieri è arrivato un bolide vaccinale di 9 metri quadri costruito su misura per la farmacia dell'ospedale Mestrino, hub del Veneto per il deposito dei vaccini. Da solo è capace di custodire un tesoro di 800.000 dosi di vaccino anti-Covid. Passa dagli 8 ai meno 25 gradi a seconda delle esigenze. In questa fase pandemica servirà per la conservazione del vaccino Moderna, ma la sua versatilità consentirà di piegarlo ai 1000 usi farmaceutici del post-pandemia. Una vittoria a metà sui fondi di rigenerazione urbana, bisogna ancora vigilare, la questione non è chiusa, così il senatore veneziano Andrea Ferrazzi sui fondi del PNRR. Sentiamo perché. La notizia di ieri è una notizia buona a metà, nel senso che sono fondi che erano già nella pancia degli enti locali non utilizzati, ma soprattutto sono stati dilazionati tra il 2022 e il 2026 e quindi capisce che questa non è la stessa cosa di finanziarli sul 2022. Il diavolo si nasconde nei dettagli, se di dettaglio si può parlare per il senatore veneziano Andrea Ferrazzi. Sullo sfondo l'impegno che si è assunto il governo di rifinanziare con 905 milioni di euro i progetti di rigenerazione urbana rimasti fuori dalla prima ripartizione dei fondi, esclusione che aveva provocato la levata di scudi dei sindaci veneti. Per il veneziano una partita da 63 milioni di euro, 39 progetti distribuiti in 14 diversi comuni. L'impegno formale ora c'è, ma la liquidazione per il senatore Dem è un'altra storia. All'interno del decreto 1000 proroghe, il Partito Democratico, noi abbiamo presentato un emendamento che prevede il finanziamento di 500 milioni nel 2022, in modo tale che i comuni possano davvero spendere andando avanti con i progetti. I soldi servono subito, non da qua al 2026, perché altrimenti i comuni rischiano di non poter portare a casa i progetti. Ed è per questo che noi abbiamo un emendamento che impegna il governo entro il 2022 di finanziare quei 500 milioni. Vediamo come va a finire. La cronaca giudiziaria, ora la Corte d'Appello di Venezia ha confermato in secondo grado le condanne per 20 dei 22 imputati coinvolti nell'inchiesta che ha fatto luce sugli affari della cellula del clan dei Casalesi attiva nella zona di Eraclea. Tra le condanne anche quella dell'ex vice sindaco di Eraclea Graziano Teso, condannato a 3 anni ed un mese, 8 gli imputati che hanno avuto però la pena ridotta e ci sono state nel quadro finale 2 assoluzioni, una delle quali per intervenuta prescrizione.
I giudici hanno sostanzialmente confermato il sistema Camorra dedito all'usura e all'estorsione che si era insinuato nel tessuto economico del Veneto orientale. Tra gli episodi emersi durante le indagini, durate circa un ventennio, anche bombe e spari per convincere gli imprenditori a pagare. Il traffico merci è tornato ai livelli pre-pandemia, almeno sul passante di Mestre e sulla rete gestita da CAV, che in queste ore ha lanciato il nuovo sito per gli utenti. Presto wifi gratuito su tutta la tratta. Quest'anno nuovo anno è partito molto bene, nel segno della piena ripresa, si sta tornando verso i dati pre-pandemia. Voglio ricordare che questo è il primo anno che tra l'altro non abbiamo aumentato neanche le tariffe autostradali. È uno dei segni più lampanti della ripresa e del ritorno, seppure tra mille incertezze, all'agognata normalità. Certo, sottolineano da Cava, società che si occupa del passante di Mestre e della viabilità di raccordo con l'aeroporto Marco Polo, c'è utenza e utenza. La percorrenza degli utenti sta crescendo e tornando ad indirizzi normali, le merci già sono in aumento, mentre invece ancora l'utente non è al periodo della pre-pandemia, perché ancora c'è una parte di smart working. Una fase che resta dunque delicata e che la società sta accompagnando con diverse innovazioni. In queste ore il nuovo sito web online, dove tutti i cittadini prima di uscire di casa si possono collegarsi alle nostre telecamere e vedere in tempo reale qual è la situazione dell'infrastruttura, ma vedere anche quali sono le condizioni meteo, le condizioni del traffico. Informazione e sicurezza dunque, ma l'obiettivo resta quello di un'autostrada intelligente, disseminata di nuove tecnologie e integrata. A breve sarà disponibile anche per gli utenti avere un wifi disponibile mentre attraversano l'infrastruttura, non solo nelle aree di servizio, nelle piazzole di sosta, e saremo tra i primi in Europa a dare questo tipo di servizio. Lo sport ora. Leonardo Donaggio, veneziano di 18 anni, compiuti da poco, volerà a Pechino per gareggiare nel freestyle, lo sci acrobatico alle Olimpiadi invernali. È il più giovane componente del Team Italia. È un veneziano, il più giovane componente del Team Italia in partenza domenica 30 per le Olimpiadi invernali di Pechino, che si disputeranno in Cina dal 4 al 20 febbraio. Gli atleti azzurri in gara saranno complessivamente 118, 72 ragazzi e 46 ragazze. Tra queste spicca il nome di Leonardo Donaggio, 18 anni compiuti a settembre, specialista nel freestyle, lo sci acrobatico, originario dell'isola di Venezia, che però al sole e al mare di casa ha preferito il ghiaccio e la montagna. Leonardo, che fa parte del gruppo sportivo dell'esercito italiano, dopo le Olimpiadi affronterà quest'anno a scuola anche l'esame di maturità. Faccio parte della squadra nazionale di freestyle del centro sportivo Esercito. Siamo qua a Livigno per gli ultimi allenamenti, perché proprio ieri sono uscite le convocazioni ufficiali per le Olimpiadi di Beijing 2022. Parteciperò alle mie prime Olimpiadi, sono davvero contentissimo, è successo tutto davvero velocissimo. Sono entrato in squadra nazionale 2 anni fa, sono veramente contento, non vedo l'ora, darò il mio meglio, uscirò al massimo. Leo è molto legato a Venezia, ma anche a Belluno e Falcade, dove vive buona parte dell'anno proprio per inseguire il suo sogno olimpico sulla neve. Per lui sono arrivati i complimenti anche del CONI. Esprimo una grandissima soddisfazione per la chiamata di Leonardo Donaggio nel Team Italia ai Giochi Olimpici di Pechino. Le 2 gare in cui sarà impegnato sono il Big Air. Le eliminatorie sono previste il 7 di febbraio, mentre il 14 ci saranno le eliminatorie dello slopestyle. A Spinea ora, dove ci si prepara ai grandi festeggiamenti di una stagione di sport e cultura, a cominciare dal taglio del nastro di sabato prossimo, dopodomani, con l'attesa nuova piscina comunale. Un avvenimento non dico atteso, ma attesissimo da tutta la città, e tra poco presenteremo la nostra piscina finalmente.
40 anni di attesa ora premiata. Sabato a Spinea sarà festa grande con tanto di mega schermo e l'arrivo previsto di campioni paralimpici alla stazione dei treni. L'inaugurazione partirà alle 10:30, 11, con un momento diciamo più controllato e quindi interno con le istituzioni, con gli ospiti anche sportivi, con la proprietà ovviamente. Però sarà anche pubblicata, diciamo così, sarà visibile all'esterno con un maxi schermo. Invece dalle 2 si aprirà ovviamente la nostra piscina a un grande open day. La piscina comunale è soltanto uno dei tanti tasselli raggiunti dal sindaco Vesnaver. Spinea insignita del titolo di Città Europea per lo Sport 2023. Già si prepara ad accogliere il ritorno per questo marzo dei campionati nazionali di pattinaggio nell'unico pattinodromo al coperto presente in tutto il nord Italia. Ricordiamo che in tutta Italia le strutture, i pattinodromi coperti, ce ne sono assolutamente solo 2 e una è qua a Spinea. Dallo sport alla cultura, con il comune che a giorni restituirà alla cittadinanza il cinema teatro ai bersaglieri. Stiamo lavorando proprio perché Spinea diventi prenda quello spazio all'interno anche della città metropolitana che giustamente deve avere. Acquisiamo lunedì il cinema a livello notarile, quindi in maniera ufficiale. Stiamo chiudendo la progettazione definitiva esecutiva per quanto riguarda il nuovo ecocentro e tutta una serie poi di nuovi tasselli che presenteremo più avanti anche sugli indirizzi sportivi che saranno interessantissimi per la nostra città. Ed è tutto per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi ed in chiusura, come sempre, un'occhiata alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Approfitta dell'ecobonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Donà di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito. Benvenuti al meteo. Pressione in lieve calo, ma tempo sempre stabile sul nostro territorio. Non sono attesi sconvolgimenti dal punto di vista meteorologico. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di venerdì 28 gennaio evidenzia una situazione del tutto tranquilla. Come accade da giorni, nelle ore più fredde cielo grigio con qualche nebbia nelle aree di pianura. Localmente potrà persistere un po' per tutta la giornata, specie sulle aree sudorientali della regione. A seguire nuvolosità in diminuzione con ampio soleggiamento. Temperature stazionarie con variazioni di carattere locale, minime tra -3 e 2 gradi, massime tra 5 e 7 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, locali addensamenti anche qui inizialmente, ma col passare delle ore avremo più sole. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sui 6-9 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo bel tempo, asciutto e stabile, con cielo soleggiato e in prevalenza sereno. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sui 10 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Approfitta dell'ecobonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Donà di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito.